Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Una nuova puntata di Made in Polesine, miei cari ascoltatori, sta per iniziare proprio in questo istante. Sembra quasi la telecronaca del 90° minuto. Ho messo bene un po' i microfoni. Buongiorno ascoltatori. Buongiorno, benvenuti. Questa è Diva FM, questa è Radio Col Rovigo e questa è anche Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli. E io sono la voce che fa... E lui è Leandro Maggi. Leandro Maggi fa anche questo. Fa proprio l'intermezzo tra un titolo e l'altro. Ve ne accorgerete tra poco. Allora, come è andato? Tutto bene? La settimana trascorsa bene? Sì, sì, siamo lì in attesa del peggio. A parte il periodo che è quello che è, insomma, con questi nuovi con questo nuovo DPCM che è stato inserito proprio qualche giorno fa. Sì, insomma, l'Italia era tutta presa anche dalle elezioni americane, come ce ne toccasse qualcosa a noi. Sì, che non ce ne può fregare di meno, tu dici. Ce ne può fregare di meno, però vedo che anche loro prima di capire chi ha vinto ci mettono un po'. Dai, allora, i titoli di oggi. Primo titolo, economia alternativa. Poi Totti contro terza età. Totti immagino sia il governatore del... Non il calciatore. Non il calciatore. Il governatore della Liguria. Salutiamo Totti, il calciatore, perché è positivo al coronavirus e ci ascolta sempre. Ci ascolta sempre, confermato. Ci ascolta, buongiorno Totti. Questo vedi è una cosa buona e giusta. Anche poi salutiamo, ci ascolta sempre. Poi smart working, questo sconosciuto. Poi DPCM, atto quarto. Siamo arrivati già a 4 nel giro di poche settimane. Il problema del DPCM quarto è che in 4 giorni, in 10 giorni 4 DPCM. Allora, poi ultimo ma non ultimo, 4 novembre 1966. Ecco qua. Bene, questi sono i titoli di oggi all'interno di Made in Polesine. Ci sentiamo tra pochissimo per iniziare la puntata di oggi. Siamo pronti allora per iniziare la puntata di oggi. Andiamo subito a sviluppare il primo titolo, economia alternativa. Quale sarà? Allora, perché ne parlo? Perché sono stato ad Abano Terme, in un centro vicino a Abano, perché sono andato a riprendere un allevamento di bacchi da seta. Magari chi segue un pochino Made in Polesine anche sul web ha visto che ho fatto appunto il servizio, e sono stato rimasto affascinato da questo. Praticamente il bacco da seta, questo sconosciuto, fa dei bozzoli, all'interno dei bozzoli si rinchiude il verme che poi dovrebbe diventare farfalla, ma però siccome noi siamo cinici e bari e anche sadici, questo bozzolo viene un po' scaldato, viene messo in acqua calda, il verme naturalmente muore, si prende l'ultimo punto che ha chiuso il bozzolo e si sfila il filo di seta, che sono circa 15 metri. 15 metri? Quindi 10 e 15 metri. All'interno di questo bozzolotto, che più o meno come come un'oliva, un po' più grande di un'oliva, un po' più grande di una giuggiola. Ecco. Così all'interno arrotolato praticamente ci stanno 15 metri di filo. Dai 10 ai 15 metri. Tra l'altro anche lì c'è a 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, nel senso che più è buona la pianta dove va il bacco a mangiare, più il filo diventa buono. Tra l'altro, poi finisco questa piccola parentesi da quark. Dimmi Piero. Il filo serve in questo. Loro tra l'altro stanno facendo questo allevamento in concomitanza con l'Università di Padova, perché poi servirà questo filo per le suture fatte col filo di seta del bacco a 5 stelle è la cosa più è la migliore in assoluto. È questo qua. Però parlo di alternativa, di economia alternativa, perché in questo momento che effettivamente momenti per preoccuparsi sull'economia ce ne sono a bizzeffe, il Covid da una parte, l'offensiva dalla Cina dall'altra, le difficoltà di guadagnare per le aziende, eccetera eccetera, e c'è una serie di economie alternative che effettivamente nei prossimi 7, 8, 10 anni saranno le cose più importanti. Per esempio c'è il costruttore di parti del corpo. Costruttore, detto così, sì. Però siccome c'è la tecnologia che sta avanzando sempre di più, chi segue come me
o CSI oppure come si chiama, House, il dottore sì, eccetera, queste serie televisive, sì. ogni tanto fanno un pezzo di osso con una stampante a 3D e un'altra cosa e questo e quest'altro, quindi nelle prossime economie ci saranno queste cose importanti. Cos'è che volevo sottolineare? Per esempio anche, non so, ci saranno chi fa l'agricoltura verticale, Docet, il grattacielo che c'è a Milano, sì, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di attività che, dette così, faranno scattare il discorso: sì, ma di lavoro cosa fai? Noi che siamo che facciamo ogni tanto musica eccetera, la prima volta che ti chiedono cosa fai, io suono, sì, ma che lavoro fai? Di lavoro fai? Quindi bisognerebbe insegnare alle nostre giovani generazioni che bisogna essere veramente aperti a 360 gradi. Poi ci aggiungo anche un grado in più, anche un grado, sì, perché sì, va bene, dai. Quindi praticamente bisogna essere molto dinamici. La scuola in questo momento qua riesce a essere a pari coi tempi? Secondo me la scuola italiana no. Tra l'altro il prossimo post, tra 3 post di questa giornata, parleremo anche di smart working eccetera, quindi abbiamo veramente un mondo che va a 2000 all'ora, l'abbiamo sempre detto, e purtroppo l'Italia è in questo momento una delle nazioni che va un po' più a rilento, non ultimo il fatto che non abbiamo ancora la banda larga dappertutto, non ultimo il fatto che abbiamo un internet che va a singhiozzi dappertutto, eccetera eccetera eccetera. No, stavo pensando, se è una cosa strana, insomma, ecco, tanto per buttarla un po' sul ridere, nel senso che praticamente se si costruiscono i pezzi del corpo umano, insomma. No, un bel negozietto dove mi servirebbe l'avambraccio destro, la misura tale, ce l'hai? Ma te la posso ordinare, arriverà in giro di 2 o 3 giorni. Telefono al grossista come in autoricambi quasi. Come ti conosco? Pensavo tu pensassi un'altra parte del corpo. No, tu pensi sempre cose strane, ecco, diciamo cose strane, ecco, sei molto ambiguo, sai. No, vabbè. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. E siamo rientrati, siamo sempre noi, naturalmente quelli di Made in Polesine, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. E adesso, secondo titolo, Totti contro Terza Età. Perché? Allora, perché il governatore della Liguria ha pestato un merdone, nel senso che vabbè, può capitare, insomma, a tutti quanti. Tra l'altro si dice che porti anche fortuna, però vabbè, nel senso che ha detto che le persone sopra i 70 anni devono stare in casa perché non sono più utili all'economia. Allora, ricaviamo 2 o 3 dati dal nostro bello stato. Il 30% sono over 60 in Italia. Il 30%? Sì, il 30%. E il 18% sono over 70 anni. Qualcuno ha detto effettivamente che se cominci a mettere dentro in casa che non si possono muovere persone che hanno sopra 70 anni, quindi il 18% su 60, 6 per 2 12 sono 12 milioni di persone. Poi dopo ci aggiungi le persone fragili eccetera, quindi ripetiamo, ha pestato qualcosa di sgradevole. Totti, può succedere, ogni può tanto capitare, sì. Tra l'altro non ha neanche chiesto scusa in maniera rampante, ha voluto arrampicarsi negli specchi, però dobbiamo arrivare a un discorso abbastanza pratico. L'età media italiana è 48 anni, l'età media dei paesi del nord Europa per esempio è di 40 anni. L'età media delle popolazioni in crescita, sia africane che asiatiche, è più o meno sui 35 anni. Quindi noi siamo veramente una generazione, una popolazione molto ma molto vecchia. Tra l'altro si fanno anche molto meno figli, eccetera. Esatto, eccetera. Questa è la conseguenza naturale, insomma, ecco. Quindi, ripetendo che Totti ha sbagliato a fare questa affermazione, ripetendo che questi 18% over 70, ma soprattutto 30% over 60, che sono poi le persone nate dal baby boom, me compreso, eccetera. Non puoi semplicemente dire che le devi relegare in casa. Tra l'altro abbiamo parlato di professioni alternative nel primo post. Sì. Una delle professioni che più sono ricercate e più veramente trovi subito sono le badanti, gli OS, eccetera. Quindi a questo a maggior ragione che fare?
Che fare, onestamente non lo so, penso che sia molto difficile capirlo, molto difficile, anche perché poi allunghiamo la vita alle persone, però dopo gli over 90, over 80 effettivamente hanno dei problemi, da una parte la debolazione, dall'altra parte l'Alzheimer, eccetera, eccetera. Tutto quello che ne consegue, insomma, tutto con quello l'età, esatto. ovvio, è una cosa molto naturale, diciamo, ecco. Quindi ci vogliono che il welfare possa sopperire a questa nostra anzianità di genere. Sì. Ok, Però sicuramente questa non è l'alternativa giusta, insomma, non è come dire, non è la soluzione giusta. No, non è la soluzione, anche perché è rilegare in impossibile. casa gli ultrasettantenni mi sembra una cosa sì, fuori anche perché- da ogni logica, veramente. Tra l'altro non è solo relegarli in casa, è relegarli in una camera, metti che in una famiglia ci sia un positivo, l'anziano deve essere blindato. Vabbè, dai, sì. Quindi Ok. questo qua. Allora, il nostro Stato deve mettersi in testa di risolvere anche questo bel problema. Dirà, Sì. ma lo puoi risolvere tu? No, perché a noi non ci pagano e voi vi pagano profumatamente per risolvere i nostri problemi. Chi è? Vabbè. Dai, allora abbiamo esaurito così, adesso allora buttiamo poi a ridere, però No, ma è vero, il problema è un po' è serio, insomma, ecco, dai. Quando fanno i referendum, facciamo un piccolo inciso, ma cosa vuoi che decidiamo noi cittadini certe cose che tecnicamente fanno il referendum, aboliamo una cosa oppure facciamo questo? Non siamo in grado noi cittadini di poter decidere. Sì, molto spesso ci fa fare il referendum e dopo un po' di tempo appunto vengono cancellati. Vengono cancellati O scavalcati. e ritorna tutto come prima. Quindi siamo cari i sempre- nostri governanti, care le nostre teste di cuoio, care le nostre aspettavo persone. un'altra cosa, però, dai. No, Dai. assolutamente. Alle altre persone che comandano, gli esperti, eccetera, siete voi che dovete risolvercele. Dai, allora ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. E allora siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine e adesso terzo titolo che andiamo ad affrontare, Smart Working, questo sconosciuto, perché insomma non tutti Allora, sanno. io onestamente ho partecipato poche volte agli smart working. Il martedì, mi sembra, o lunedì, ho ascoltato il consiglio comunale di Taglio di Po, Sì. che era appunto fatto in smart working. E penso che sia una delle cose più noiose che uno possa ascoltare. No, nel senso che innanzitutto uno è molto distratto perché davanti a un computer, almeno lo dico io magari ero solo un ascoltatore, quindi non ero una persona coinvolta in questo, però davanti a un computer magari apri 4-5 finestre, sei meno concentrato, non c'è l'empatia, non riesci a captare anche il tono della voce, l'espressione di nervosismo, eccetera. Quindi secondo me non siamo preparati in questo momento qua, non so le prossime generazioni, ma le generazioni attuali non sono preparate allo smart working. E per esempio uno dei problemi è anche la scuola, siccome sappiamo che col nuovo DPCM i ragazzi delle superiori dovranno seguire il 100% da remoto, è molto molto difficile che siano concentrati al 100%. Ricordiamo che in tutto il mondo sono venute fuori delle cose anche comiche, per esempio quello che intanto che stava parlando dietro il marito o la moglie sono venuti fuori dal bagno nudi, oppure addirittura può capitare, insomma. oppure un governante inglese che intanto che non ha spento la telecamera e si masturbava. Vabbè, niente. Cose di normale, è quotidiano, siamo È un sui passatempo. quotidiani. Sì, vabbè, tanto, cosa faccio? Dai, Vabbè, è un che ci do, passatempo. che ci do. Quindi Sì, insomma, bisogna fare naturalmente questa cosa, questo smart working, bisogna farlo in maniera molto più, diciamo, seria, ecco, cioè prenderla veramente come se fosse nel caso degli studenti di essere a scuola, deve essere una lezione come tale si chiama. Cioè, comunque secondo puoi- me non è puoi molto fare altre difficile, cose, ecco. cioè, già a scuola fai il furbo generalmente, io l'ho passato da Ma sì, ma mo' la tutti scuola, quanti però di l'abbiamo solito fatto, dai, a scuola insomma. si faceva i furbi, a parte i 3-4 bravissimi, Sì. il resto cercava di fregare il professore, e quindi metti adesso che quanto più facile è, e quindi stiamo veramente
facendo un buco di questo 2020, speriamo di ritornare alle lezioni in classe, e tra l'altro speriamo, e ci aggiungiamo un appendice a questo discorso, che la scuola si adegui un pochino alla velocità del mondo, visto che ne abbiamo parlato esattamente 2 post fa. Esatto, ok. Quindi smart working, questo sconosciuto, forse fatto in questa maniera, non funziona. funziona male. Sì, funziona male. Funziona in maniera non adeguata. Ecco. Funziona male. Dai, tra pochissimo, allora, per ovviamente continuare Made in Polesine. Siamo rientrati come sempre su Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Altro titolo che abbiamo in scaletta oggi: DPCM, atto numero 4. Allora, è stato pochi giorni, tra martedì e mercoledì che il nostro Presidente del Consiglio Conte, che ricordiamo in primavera era la persona più amata d'Italia e adesso comincia a essere più odiato, quindi fa parte della schizofrenia che abbiamo noi italiani, questo senza nulla togliere al buon Conte, però effettivamente noi dalle Alpi alle Piramidi del Manzanara al Reno. Vabbè, quindi cos'è che è successo? Che con questo nuovo DPCM ci sono delle regioni che sono considerate a rischio, quindi hanno delle limitazioni più alte delle altre, cosiddette rosse. Ecco. Rosse, poi ci sono quelle arancioni, che sono quelle semi preoccupanti, e quelle verdi che non sono, che insomma che hanno abbastanza più libertà di movimento. Ricordiamo che il nostro Veneto è arancione, via di mezzo, via di mezzo. Allora, cosa succede con questo nuovo DPCM? Allora, i ristoranti solo a pranzo, quindi abbiamo detto che ci sarà il coprifuoco alle ore 22, i trasporti, raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, autobus, metropolitane e treni regionali potranno viaggiare con una capienza del 50%. E qua facciamo piccola polemica, cioè potevate farla anche prima sto discorso qua. Sì, non ci voleva chissà cosa. L'abbiamo detto in alcune puntate fa, nelle scuole non si ammalano nelle scuole i ragazzini si ammalano nello spostamento, quindi abbiamo visto le fotografie, abbiamo visto degli autobus affollatissimi, metropolitane affollatissime, eccetera eccetera. Dovevate aumentare un pochino le corse. Avevamo detto noi nel nostro piccolo, ci sono 5.000 o 50.000 addirittura corriere ferme perché le gite non si fanno. Date un contributo a questi in modo che lavorino e prendano soldini. È comunque una questione di costi, di costi soprattutto, secondo me. A scuola con la mascherina, bar rimane il divieto di apertura dopo le 18. Mostre chiuse, oltre al cinema e ai teatri, anche qua ne potremo parlare, ne abbiamo già parlato, eccetera eccetera, ma questa volta non lo vogliamo dire. Una cosa che veramente mi crea scompiglio: concorsi sospesi. Sono sospesi i concorsi ad esclusione di quelli con personale sanitario. Stop anche agli esami per l'abilitazione professionale. Perché? Perché si fa assemblaggio, no? Vabbè, è sempre questa la cosa. Non è che si presenta. Vabbè. Quindi ce ne sarebbero da dire delle cose, però insomma dai. Questo è. Cos'è la mia paura, il mio sospetto? Che qua per accontentare uno c'è una coperta molto corta, e allora devi accontentare Speranza, devi accontentare l'altro dei 5 Stelle, devi accontentare quello del PD, devi accontentare Renzi, e alla fine vengono fuori questi pastrocchi qua. Ci scontenta tutta Italia. E alla fine ci sono delle categorie che vengono penalizzate al 100%. Poi vedremo se arriveranno i ristori con i tempi che hanno detto entro il 15 novembre. Se arrivano, chapeau, non parliamo più. Però a pensare male. Se arrivano, ma bisogna vedere se arrivano, ma quando arrivano poi. A pensare male. L'altra volta sono arrivati in 2 manche e basta, dopo doveva arrivare il mondo, i 500, 600, 700, 800 miliardi di euro. Non è arrivato a niente, qualcuno non è arrivato, vabbè. Quindi vediamo di lavorare bene. Voi vedete, allora abbiamo finito anche questo argomento. Sono incazzatissimo la dobbiamo tagliare qua per forza, dai. Sono arrabbiato oggi. Un po' sì, un po' sei incazzatello oggi, dai, tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Allora, miei cari, siamo pronti per affrontare l'ultimo argomento di oggi. Parliamo di una cosa piuttosto triste, diciamo, accaduta qualche anno fa. Infatti era il 4 novembre 1966. Allora, per chi non è più giovane, è stato, se lo ricordo, io me lo ricordo bene,
l'alluvione a Portotolle. È stata un'alluvione disastrosa per il nostro territorio, è stata in concomitanza con l'alluvione di Firenze e di Venezia, con un'acqua alta straordinaria a Venezia, e quindi noi siamo passati in secondo piano. Io riporto le parole di Pizzoli di stamattina, anzi di ieri mattina, che ha scritto: con orgoglio, dignità e lavoro ci si rialza sempre. Effettivamente la popolazione di Portotolle, ma anche con l'aiuto di tutto il Polesine, perché io mi ricordo che durante l'alluvione degli amici di mio papà sono venuti 20 giorni sfollati a casa mia, e tutto il paese Taglio di Po, che diciamo ha un contatto anche affettivo con Portotolle, si è prodigato per appunto dare aiuto alle persone che sono. Quindi è stato un momento veramente tragico, ma di grande umanità nel nostro territorio. E io volevo solo sottolineare che Portotolle dopo questo ha avuto una crescita straordinaria. È stata inginocchiata, ricordiamo che ha rotto a mare, quindi i campi per esempio hanno subito delle ritorsioni importanti, nel senso che ancora adesso, essendo l'acqua salsa, le terre di Portotolle rendono un po' meno rispetto a altre terre. Però Portotolle ha dimostrato, gli cittadini di Portotolle, e vorrei dire tutti i cittadini del Basso Polesine, hanno dimostrato una caparbietà e una bravura e una tenacia che gli fa specie. Ricordiamo che dopo questo è venuta fuori la centrale ha portato lavoro, sono arrivati i laboratori di confezioni, hanno portato lavoro, gli allevamenti di vongole, eccetera, e qui eccetera. c'è stato un boom economico negli anni successivi. Ecco. Speriamo che la tenacia che hanno dimostrato appunto le persone che oggi più o meno hanno 70-80 anni si possa ritrovare anche nelle nuove generazioni. I segnali buoni ci sono, abbiamo un'altra bella opportunità, produttori in particolare, ma tutto il Delta, per appunto sfruttare turisticamente il nostro Delta, e quindi chapeau a una popolazione eroica come Portotolle. Va bene, ok, questo era veramente doveroso ricordarlo, visto che in questi giorni, insomma, esatto. ecco, proprio qualche giorno fa era la ricorrenza. Oggi era proprio ieri, il 4. Esatto, sì. E quindi la ricorrenza 54 anni fa. Esatto. Ok, va bene. Allora, abbiamo di fatto concluso la puntata di oggi, nel senso che abbiamo esaurito i titoli, ma tra pochissimo, solamente qualche istante, un cincini, diciamo, per i saluti finali. E allora solamente per salutarvi, per ricordarvi che la puntata di oggi è finita, e quindi ci risentiremo la prossima settimana, sempre il giovedì. Vi ricordo la prima messa in onda, poi le varie repliche durante il fine settimana, sia su Radio Diva FM e anche su Radio Colbero Vigo. Quindi non mancate anche di guardarci, se volete, quando avete voglia, su Made in Polesine Web TV. Quindi io vi ringrazio, noi vi ringraziamo, io, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Un appuntamento quindi alla prossima settimana, il nostro classico countdown. Lo facciamo questa settimana, perché la settimana scorsa abbiamo avuto buttato in vacca. È così, abbiamo buttato in vacca. Ritorniamo alla normalità. Va bene, allora 3, 2, 1, chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.